Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, redi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Versa in gravi condizioni, trasportato in volo al nosocomio con l'eliambulanza Udine, un uomo di circa 60 anni che intorno alle 13 di oggi è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Coseano per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Udine mentre viaggiava su una moto lungo la regionale 464 tra Cisterna e Silvella. Ha impattato contro una vettura ed è rovinato a terra. Immediata la chiamata d'aiuto, altrettanto immediato l'invio sul posto dei sanitari con un'ambulanza proveniente dall'ospedale di San Daniele e l'elicottero. L'uomo, che ha riportato un serio trauma alla testa e diversi traumi alla schiena, è stato stabilizzato e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco. E restiamo in tema per quanto riguarda i sinistri della strada, perché proprio mentre stavamo preparando questa edizione del telegiornale ci è arrivata questa notizia, perché due persone di nazionalità cinese, padre di 50 anni e figlia di 10, sono stati investiti lungo viale Palmanova Udine nei pressi della rotatoria con via Melegnano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Un'auto in transito, secondo le testimonianze, non si sarebbe fermata mentre i due stavano attraversando l'arteria sulle strisce pedonali, centrandoli in pieno e facendoli cadere rovinosamente a terra. Lo stesso autore comunque del sinistro si è fermato a prestare soccorso. La figlia ha riportato lievi traumi, mentre il padre è stato rianimato sull'asfalto, sempre cosciente, e successivamente trasferito in ospedale a Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Rilievi da parte della polizia locale. E adesso andiamo a chiudere con la pagina economica. Stiamo attraversando un periodo complicato per l'economia, ha affermato l'assessore regionale Emilio Sergio Bini, ma l'esempio di questi commercianti ci fa guadagnare al futuro con fiducia. Sono la prova che il Friuli Venezia Giulia, grazie al suo tessuto imprenditoriale, riesce a superare anche i momenti più bui con coraggio, passione e dedizione. È il messaggio appunto che l'assessore regionale alle attività produttive è intervenuto oggi a Moimaco alla cerimonia di premiazione dei maestri del commercio, l'iniziativa promossa dall'associazione 50 e più di Udine per riconoscere l'impegno dei piccoli commercianti dell'ex provincia friulana che hanno superato i 25, i 40 e 50 anni di attività. La Regione, ha dichiarato Bini, è al fianco dei piccoli imprenditori e sta adottando misure di sostegno contro il caro bollette. Nel concreto, dal 12 ottobre sarà aperto il bando da oltre 40 milioni di euro rivolto alle micro, piccole e medie imprese regionali colpite dai rincari dell'energia. Con questa misura puntiamo ad aiutare circa 40.000 partite IVA del territorio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.